Nuovi testimoni e soprattutto una nuova pista riapre così l'inchiesta sulla strage di Natale a Udine. Il servizio. La Procura di Udine ha aperto un nuovo fascicolo per individuare i responsabili della strage di Natale, gli agenti di polizia Giuseppe Guido Zanier, Paolo Cragnolino e Adriano Ruttar. I 3 agenti rimasero uccisi in un attentato alle prime luci dell'alba. Erano le 5:45 quando, su segnalazione di un passante, intervennero in via Ungheria. Gli agenti si avvicinarono a un negozio di telefonia e notarono un oggetto vicino alla toppa della serratura della porta e tentarono di rimuoverlo. Si trattava di una bomba a mano che esplose, uccidendoli. Ai tempi scattarono subito le indagini. Furono battute 2 piste, un attentato diretto alla vita dei 3 poliziotti a seguito dei controlli eseguiti nella zona della stazione in quel periodo, oppure un attentato diretto a membri di una banda rivale, un'organizzazione criminale operante nello sfruttamento della prostituzione. Furono indagati alcuni cittadini albanesi processati in primo e secondo grado, poi assolti in Cassazione per il reato di strage e condannati per reati minori. Adesso, a distanza di tanti anni, sarebbero emersi nuovi elementi che permetterebbero alla magistratura di riavviare le indagini, aprendo così un nuovo fascicolo a carico di ignoti. Ecco, siamo con Raffaele Padrone, vicepresidente, vicesegretario del la presidenza lasciamo FSP, sì. C'è tempo, siamo ancora giovani. Giovani. Padrone, che ricordi ha lei? Lei era in servizio all'epoca, che ricordi ha della strage dell'antivigilia di Natale? Un ricordo non dei migliori sicuramente, perché avevamo direttamente la notizia. Quella era domenica. Il 23 dicembre 1998. Sì, credo che fosse una domenica, mi pare, perché ci dovevamo comunicare intanto i nominativi, ma appena giunsero i nominativi in questura ci dissero che bisognava andare a avvisare i genitori del collega di Roveredo. Capite che era già successo che si doveva andare a avvisare i genitori di qualcuno pianto in servizio, però non è una cosa carina, e quindi io stavo alla squadra mobile nel 98 e andò una pattuglia delle volanti con il medico, con la loro capo di gabinetto. Ricordo la scena, ecco, questo sì, ricordo la scena. E chiaramente quando un poliziotto esce da casa, saluta la famiglia, va a fare la notte o va a fare il suo servizio, e la moglie o i familiari vedono arrivare una macchina della polizia sotto casa, già c'è qualcosa che si tratta sicuramente di brutte notizie. Esatto, quindi potete immaginare lo stato d'animo di chi deve dire questa cosa e soprattutto di chi la riceve. Certo. Senta, il 26 aprile si torna finalmente in zona gialla, no? E si va verso progressivamente si va verso le riaperture, insomma. Con quali linee guida verranno attuati i controli? Cioè, linea dura o la linea morbida? È una domanda difficile, che ha una risposta difficile, perché sappiamo benissimo le difficoltà con cui i commercianti, soprattutto i ristoratori, non hanno fino adesso potuto lavorare, e quindi anche per chi va a fare questa attività di controllo, come spesso ho detto, diventa ancora difficile. Noi abbiamo la regola del buonsenso che va quando si vanno a fare i controlli. L'ho detto altre volte, lo ripeto perché ormai è abitudine ripetere quali sono state le parole del capo della polizia, che sono quello del buonsenso. Quando si va in un negozio, in una gestione, in un bar, in un ristorante, siamo in difficoltà noi. Il problema, io ho sempre detto che da quando c'è questa pandemia siamo tornati al concetto del vicinato. Purtroppo tutte le volte che noi entriamo in un'abitazione, in un ristorante, in un bar, è perché siamo stati chiamati. Allora è giusto che i furbetti siano puniti,
ma perché se io tengo chiuso, deve tenere chiuso anche quello di fronte. Quello di fronte non può avere l'accesso del retrobottega e portare dentro i suoi clienti, perché lo fa anche l'altro. Ma attenzione che non è la polizia che entra, è la polizia che viene a cui viene chiamata, è stato segnalato questa cosa. Adesso ci sarà, noi abbiamo istituito dei servizi particolari proprio dalla giornata del 26, perché sappiamo già che la gente che è stufa, perché chi non è stufo lo dica, alzi la mano, siamo stufi noi di fare questa tipologia di controlli, con le difficoltà che riscontra la questura di Pordenone, perché la questura di Pordenone da qua a 3 anni avrà un ammanco di, guardate, ma a calcoli, di 87 persone, da qua al 2023. Su un totale di quanti? No, il totale non è possibile, non è possibile comunicarvelo, perché non è corretto, ma deontologicamente non è una cosa corretta, però le dico che se non rifanno un ripianamento da qua al 2023 sono 87 le persone che vanno via, e allora dopo siamo tutti contenti quando ci dicono che sono arrivate 15 persone. I calcoli e la matematica le facciamo subito, quindi certo. Le difficoltà che l'operatore si accingerà nella prossima settimana sono veramente tante anche per noi, perché non credo sicuramente che alle 22 uno possa andarsi a mangiare la pizza, la va a mangiare alle 7. Come diceva prima l'assessore De Bortoli, aver fatto in questo sistema secondo me non abbiamo recuperato nulla per quell'attività commerciale. Benissimo, grazie a Raffaele Padrone, vice segretario del sindacato FSP Polizia. Ma non solo, cos'altro? Perché Raffa, ciclista, professionista, c'è una istruttore di ciclismo. Bravo, c'è una chicca che io ho voluto Scusami, attore anche, navigato peraltro. Attore navigato, questo sì, grazie a una persona che è qua dentro. Dovete sapere che Raffa, io lo chiamo così perché è un amico d'anni, sabato è diventato tecnico allenatore delle categorie agonistiche internazionali della Federazione Italiana di Ciclismo. Io credo il massimo ruolo, il massimo gradino che un tecnico della possa serie raggiungere. Davide Cassani, scansati. Beh, guardi, me ne vorrà Davide Cassani, ma Davide Cassani è solo maestro. Abbiamo la differenza che lui guadagna un sacco di soldi anche solo maestro. Io ho fatto l'allenatore, ho fatto l'allenatore federale, però devo dire una cosa, ho visto in studio che c'è una persona che mi seguirà, anche rubo 2 secondi. Vi assicuro che nella multidisciplinarità che siamo andati a fare sul campo, ma c'erano persone che provenivano da vari sport. La mia era arrivare dallo sci, e credo che lo sci mi abbia aiutato fisicamente e strutturalmente, secondo me di mente, ecco perché, come diceva l'assessore De Bortoli, Poi, lo sport non fa male, non fa venire il Covid. Anche lo sci non può fare miracoli comunque. Come? Non l'ho sentita? Anche lo sci non può fare miracoli. No. Guardi, quest'anno soprattutto i miracoli non li ha fatti, ci sono 6 metri di neve adesso che siamo a agosto. Ecco. Va bene. Grazie all'amico Raffaele Padrone. Congratulazioni per questo brillante risultato raggiunto. Grazie. Ed è con noi ora, giusto un attimo la mascherina, è con noi il vulcano di Piancavallo, Luigi Foracin, direttore tecnico dello Sci Club Pordenone. Buonasera Luigi. Buonasera Pier Giorgio Grizzo, onorato di essere qui a rappresentare lo sci, onorato di essere ospite a Tele Pordenone. Il piacere è tutto nostro. E senti Gigi, io partirei con una curiosità mia personale. Com'era Raffaele Padrone da sciatore? Allora, Raffaele Padrone sai perché te lo chiedo? Perché è un po' come intanto lui è lì dietro le quinte, è un po' come quel personaggio dei cartoni animati giapponesi, quel Gigi la trottola che faceva tutti gli sport, lui faceva arti marziali, sci, ciclismo anche adesso. Da sciatore, tu che l'hai conosciuto quando eravate ragazzi? Sono stato il suo maestro e lui si è reso protagonista di un doppiaggio nella pista Sau Budoia in una gara di sci. È riuscito a doppiare, l'unico dopo Zeno Colò a doppiare un concorrente. Adesso oltre a questo effettivamente fa parte dello Sci Club Pordenone quale rappresentante del consiglio e nel consiglio provinciale. Quindi un saluto a Raffa anche per i risultati nel ciclismo.